chiedevo, perché forse chi ha un ruolo pubblico è bene che cominci a dirlo. Io sono vaccinato, l'onorevole è vaccinato, però se vuole non può anche non rispondermi. No, ma non ho segreti, non sono vaccinato io. Lo dico chiaramente, non sono ancora vaccinato. Risolviamo e avanziamo gli ascolti, che magari qualcuno riprende la trasmissione. Per scelta o per tempistiche? Attualmente per scelta. Attualmente per scelta, quindi per adesso lei non se lo vuole fare. Per adesso rimango in vigile attesa. Non solo contrario al Green Pass così come è stato concepito dal governo, Alex Bazzaro va oltre, non vaccinato per scelta, una scelta che rischia di aumentare ancora di più il solco interno a una Lega profondamente divisa. Bazzaro, deputato veneziano, è uno di quei parlamentari del Carroccio finiti nel mirino del fuoco amico di questi giorni per la partecipazione romana a una delle manifestazioni contro il Green Pass poi moltiplicatesi in tutta Italia. Una decisione che nei giorni scorsi aveva portato il governatore del Veneto Luca Zaia ad esprimere un concetto molto chiaro. Leghisti in piazza, mi rifiuto di pensare che la linea del partito sia questa. E poi ancora altri esponenti di rilievo del Carroccio, da Mario Conte a Roberto Marcato, da Marzio Favero a Gianangelo Boff, a rincarare le dosi di critiche e stigmatizzazioni. La risposta di Bazzaro però è lapidaria e indicativa. Io rispondo al segretario Matteo Salvini: se Matteo Salvini non avesse voluto che i suoi parlamentari andassero in piazza, ce l'avrebbe comunicato. Io credo che un parlamentare anche abbia il dovere di ascoltare. Io ho voluto ascoltare e sentire quello che in Italia non è stata una singola piazza con una decina di persone, ma sono una serie di manifestazioni. Insomma, un doppio binario, quello della Lega, che rischia di trasformarsi in qualcosa di più. Forse in una resa dei conti, situazione non proprio indicata a pochi mesi dalle elezioni amministrative. Come in altre situazioni magari posso essermi trovato in non imbarazzo, ma quantomeno in dissenso rispetto alla partecipazione di qualche collega, di qualche esponente della Lega in determinati ambiti. In un grande partito, che è anche un partito grande, passatemi il gioco di parole, ci possono essere i doverosi distinguo. Mi pare che la posizione del segretario federale, che dà la linea politica, sia chiarissima, e cioè che non è certo una posizione Novax, ma una posizione di ascolto e di volontà di andare a modificare quelle che sono le criticità in Parlamento.